Noi stiamo proprio in questi giorni collaborando anche con alcune associazioni per cercare poi di poter stendere una proposta di legge effettiva. A questo proposito io ho accolto volentieri l'appello di Micromega, che era quello che i candidati alla regione avevano dato delle proposte effettive, concrete, nella campagna elettorale, in modo che i miei eventuali elettori, nel caso in cui io possa entrare in regione, sanno per certo che i primi 2 mesi di attività saranno il proporre leggi che loro hanno già valutato e quindi il tutto trovato sul nostro sito, che è comunque la bellezza di impegno.it, o comunque Giulio Cavallo. Per quanto riguarda la questione dello snodo, ci sono un problema fondamentale, che è quello della mentalizzazione, addirittura appunto abbastanza in maniera retorica, addirittura in molti degli uffici delle strutture pubbliche. Solo a Milano sono 99 ancora degli uffici pubblici che in realtà non sono nemmeno mentalizzati, mentre si parla di teleriscaldamento, noi non possiamo andare ancora a quello tempo. Per fare ad esempio uno è il tribunale di Milano, da una caldaia che si vede e poi la differenza è quella la differenza principale sono quelle delle soluzioni, ovviamente che sono strutturali, ma al di là di questo, perché poi qui secondo me si rischia di cadere un po' nella psicologia, come dicevo prima, e un po' secondo me si rischia anche di cadere nelle promesse che sono sempre altamente stimolate, no? Quando sappiamo che la politica, soprattutto oggi, al massimo cerca risultati quinquennali per poter riguadagnare la fiducia, no? E questo è un problema culturale, perché la cultura è praticamente, invece loro hanno cambiato una spettacolarità sulla cultura. E una delle cose principali che noi abbiamo chiamato operazione trasparenza è capire qual è lo stato della cosa, perché è stato tolto il diritto di sapere qual è lo stato attuale delle cose. Per cui ci ritroviamo anche in questo campo con medici di comprovata esperienza e professionalità che ci raccontano di malattie strettamente collegate ai problemi di inquinamento ad alto tasso di mortalità, che vengono anche qui segregati come come per l'armino, i soldi, e con dei dati che praticamente non sono decisi, non sono ritrovati. Noi siamo riusciti a creare una politica in cui bisogna sudare per andare delle carte. Mentre se ci pensate, una delle funzioni dei politici non è nient'altro di quello che fare